Gentili amici di TG Plus, diamo il bentornato a Cristina Magoga, imprenditrice polivalente e multiforme, founder di Officine Veneto. Buongiorno Cristina. Buongiorno, buongiorno Alvise. In questi giorni al festival, all'81esimo Festival Internazionale del Cinema a Venezia, al Lido di Venezia, tu hai appena presentato un nuovo progetto nell'ambito di Officine Veneto. Ce ne vuoi parlare? Sì, ho avuto l'opportunità proprio ieri, durante la presentazione di Edera Film Festival, con il quale collaboro da ormai molti anni, dal momento in cui è nato, del 2018, ho avuto la possibilità di avere una piccola finestra dove ho presentato Officine Veneto Under 30. È un nuovo progetto che ha visto comunque la nascita quest'anno di un cortometraggio che si chiama Una bambina in guerra, realizzato da una giovane regista che si chiama Francesca Bortoluzzi, che ha solo 27 anni e che si è cimentata nella volontà di realizzare una docu intervista, quindi un documentario su una vicenda cittadina nostra, di una signora anziana, novantenne, fatta l'età di mia zia comunque, che ha una storia un po' particolare perché è una bambina che da quando è nata fino ai 12 anni ha vissuto durante la seconda guerra mondiale, però in condizioni un po' differenti rispetto alla, diciamo così, alla normalità, perché ha seguito anche il padre in Etiopia durante la colonizzazione dell'Etiopia, quindi ad Asmara in Eritrea, con tutta la famiglia. E questo è un episodio piuttosto interessante dal momento che anche altri trevigiani e italiani hanno fatto questo, ma in maniera particolare abbiamo voluto mettere in evidenza quella che è stata una storia di una bambina che tuttora esiste, perché è ancora tra di noi, ha compiuto proprio l'anno scorso 90 anni, domani 91, e però ancora adesso si ricorda in maniera molto chiara e molto lucida tutto ciò che è successo in quel periodo. Questo l'abbiamo fatto per poter dare alle nuove generazioni una visione di come sia la nostra realtà, passata attraverso però gli occhi e le esperienze di persone come mia zia e come tantissimi altri che ci hanno preceduto. Quindi il progetto Officine Veneto Under 30 non ha soltanto la funzione ideale di mettere in luce i talenti under 30, ma anche di tramandare alle nuove generazioni attraverso il linguaggio cinematografico quella che è la storia del nostro territorio, della nostra civiltà. Esatto. Officine Veneto è nato 9 anni fa con l'obiettivo preciso di raccontare il nostro territorio. Nella nostra piccola storia di 9 anni abbiamo realizzato documentari e anche fiction, come tu hai avuto la possibilità di vedere anche in passato, come Trevisi, che Certo. parlassero in maniera specifica del territorio trevigiano, in maniera proprio specifica del territorio trevigiano. Abbiamo voluto farlo con tanta volontà e continuiamo a farlo. Oltre a questo però vogliamo anche dare la possibilità a ragazzi under 30 che quotidianamente mi contattano e vogliono che gli dia una mano a realizzare le loro storie, vorrei dare questa opportunità a loro, vorrei aiutarli perché il processo di produzione cinematografica ha una certa complessità, non è poi così semplice. Noi siamo sempre abituati ad andare al cinema e dire: "Ah, che bello, mi è piaciuto, non mi è Ecco, quindi piaciuto". un conto è per un giovane talento avere idee, magari anche interessanti, magari anche valide e la voglia di metterle in pratica, un conto è poi cimentarsi con quella che è la dura realtà di tutto il lavoro, in gargantuesco lavoro dietro le quinte che richiede anche una produzione cinematografica low budget. Assolutamente, ma anche quando hai un grande budget è sempre un gran lavoro. Sta di fatto che per, realizzare un film è un vero e proprio processo, quindi che gli dà la possibilità, anche come ai ragazzi, capire da dove nasce l'idea e come poi la realizzi. Quali sono i passi che devi fare per poterla realizzare e questo è molto educativo. Educativo sotto molti punti di vista. Il primo è che ci sono dei tempi da rispettare. Quindi non è una cosa: okay, mi metto il mi piace, come tentavo di dire prima, o non mi piace, o eccetera, eccetera, cose molto semplici e molto veloci, ma è una costruzione di giorno in giorno e questo aiuta anche a capire quali siano le necessità
se uno poi va a fare un qualsiasi altro tipo di lavoro, che cosa significa essere all'interno di un project, essere un project manager, quindi il project management. Quindi che cosa significa realizzare un progetto, le fasi che ci sono di questo progetto, eccetera, eccetera. Quindi diventa interessante per i ragazzi essere coinvolti in, situazioni che vedono sia la loro creatività, ma anche dei tecnicismi, perché solo la creatività non basta. E questo Assolutamente no, assolutamente no. noi lo diciamo. Ci vuole la poesia, ma ci vuole anche la prosa, come in tutte le cose di successo. Senti Cristina, io ti auguro ovviamente che un contenitore oramai di rilevanza assolutamente, italiana come l'Edera Film Festival e inoltre un maxi contenitore di invece di rilevanza internazionale, mondiale, globale come la Mostra del Cinema possano dare immediata luce a questa nuova variante Under 30 del tuo progetto quasi decennale di Officine Veneto. Guarda, una grande soddisfazione l'ho avuta quest'anno, dopo aver presentato Una bambina in guerra, e adesso la stiamo mandando a vari festival. Beh, è stata ovviamente, ha fatto il suo debutto all'Edera Film Festival, come era giusto che fosse. Ora saremo a Caorle, per ciò che riguarda l'aspetto locale, poi speriamo di avere l'appuntamento anche a Bologna, dove abbiamo iscritta, a Torino, ma soprattutto la grande soddisfazione di averlo iscritto ed aver avuto l'attenzione di un festival iraniano. Per me è stata una cosa enorme, perché l'Iran in questo momento sta vivendo un momento difficile, soprattutto nella condizione femminile, e riuscire a inviare un film come Una bambina in guerra ad un pubblico iraniano per me è stata una grandissima soddisfazione, e questo grazie ai rapporti internazionali che stiamo stringendo da alcuni anni con altre figure simili alla nostra, che non sono grandissime, ma che hanno una penetrazione del territorio molto importante, e questa collaborazione è stata fatta con una produttrice e distributrice iraniana che in questo momento vive in Turchia, ma che ha, prestato attenzione massima al nostro progetto. Insomma, la politica è, per così dire, un'arma di distruzione di massa che divide, invece l'arte, la settima arte in questo caso, è un linguaggio universale che unisce i popoli. Assolutamente, guarda, io vado a festival anche molto grossi, ma come puoi vedere al Lido di Venezia e come altri, non c'è mai un momento difficile di, diciamo, contrasto, di conflitto. Vedi persone da tutto il mondo, come mi succede anche ad andare al Locarno Film Festival ormai da anni, e passano centinaia di migliaia di persone e non c'è mai uno screzio. Cioè sulla stessa piazza rimangono persone da tutte le parti del mondo, da tutte le, confessioni religiose oppure pensiero politico, e tutti insieme applaudono o vivono l'esperienza di condividere visioni di, registi e sceneggiatori o insomma operatori del cinema a livello artistico e anche tecnico da tutto il mondo. Quindi credo che una grandissima piazza di pace possa essere proprio il cinema. Allora, su queste parole io ti lascio, Cristina, ti auguro ancora buon lavoro, ci risentiremo presto per altre novità. Grazie di essere stata ancora una volta con noi, graditissima ospite di TG Plus. Grazie a TG Plus, grazie tantissimo e grazie al Viso.